senza fare dighe. Le acque alte di 20 centimetri si potevano ridurre senza fare niente di dighe di 20 centimetri. Ha continuato ad essere in parte rispettata fino al secondo dopoguerra. L'evoluzione delle grandi fabbriche chimiche della seconda zona hanno portato allo scavo molto più profondo del canale di Vittorio Emanuele, cioè dalla bocca di Lido fino a Marghera si è continuato ad approfondire la navigazione con le navi che crescevano sempre di più. Era cominciato con le navi da guerra negli anni alla fine della guerra, ma poi gli anni 30 avevano ulteriormente aumentato la stazza e la velocità e la dimensione dei trasporti. Il colpo maggiore venne quando a Marghera cominciarono a essere insediate le grandi fabbriche, in particolare la chimica di base, ma anche la metallurgia e altre. E questo portò all'approfondimento anche in bacino di San Marco dei canali che prima erano di 4, 5, 6 metri, ad arrivare ai 9, 9,5 metri di profondità. Al punto in cui si cominciò a pensare di spostare le grandi petroliere, che erano all'epoca le navi più invasive, fuori del bacino di San Marco. Il risultato fu però che scavarono in un modo completamente fuori controllo, perché non esistevano i controlli ambientali, non esisteva neanche il concetto di verifica ambientale, non c'erano le norme né in Europa né in Italia, per cui negli anni 60 si è cominciato a rompere completamente gli equilibri. Dal 60 al 69 hanno scavato per una decina d'anni il famoso canale dei Petroli, un canale che dalla bocca di Malamocco tagliava direttamente la laguna saltando i canali precedenti, lagunari, e portando le grandi petroliere in prima battuta nel darsela petroli di fronte alla bocca di Malamocco, ma poi continuando un po' meno profondi verso Marghera. Risultato: il canale alla bocca di Malamocco da 3,5 metri, 4,5 che erano le dimensioni massime, è passata a 16-17 metri di profondità, a sconvolgere non solo tutta la laguna centrale, ma anche arrivando quasi fino a Venezia. Dai 5-6 metri iniziali si è arrivati prima ai 9, 9,5, poi ai 12 al Lido e poi sono arrivati ai 16-17 metri. Lo sconvolgimento è arrivato a un livello totale rispetto al sistema, non solo ovviamente delle maree e delle acque alte, ma del moto ondoso, del regime di circolazione delle acque, della vita delle piante, delle piante, delle fanerogame, delle vegetazioni subacquee e dei pesci e quant'altro che vivono in acqua. La prima conseguenza che tutti hanno a un certo punto apprezzato, in negativo, è stata l'acqua alta, no? Perché ovviamente su questo ha dato tutto l'impegno, soprattutto Italia Nostra, con quello che allora era il presidente onorario, che era Pino Rosasalva, che però alla fine, anche arrivando a portare migliaia di imbarcazioni di pescatori a protestare alle zattere, alle capitanerie di porto, a Venezia, sotto il municipio, eccetera, alla fine è andato avanti
fino alle ultime conseguenze, che ha coinvolto tutta la città, anche i commercianti, anche la popolazione. C'era la consapevolezza del rapporto tra vita della città e vita della laguna, ma nel 69, dopo 10 anni, il canale più stravolgente di tutti è stato completato fino ai 17 metri di bocca. Per cui è vero che la legge speciale del 73, dopo l'alluvione del 66, qui ci sono voluti 7 anni di discussione politica per chi voleva continuare a fare dopo la seconda anche la terza, la quarta, la quinta zona industriale fino a Chioggia se potevano andare avanti. Li ha fermati lo sconvolgimento dell'alluvione del 66 che ha rimesso in discussione questo tipo di sviluppo, non ha lasciato distruggere immediatamente, ulteriormente la laguna, ha scritto in legge che bisognava riequilibrare l'ecosistema, ma da allora a oggi è rimasto in legge, è stato scritto, ma non si è mai riusciti ad attuarlo. Quindi la scommessa è stata, dopo l'alluvione e dopo la prima legge speciale del 73, a cui ne sono seguite parecchie altre, di riuscire ad applicare quello che la prima aveva enunciato. Basta interrare tutta la laguna con zone industriali, con fabbriche e posti di lavoro che non fanno che inquinare l'acqua, i sedimenti, il cielo, la vita della gente. Da lì in poi non è continuato questo sviluppo, ma non si è riusciti a stravolgerlo e a riequilibrare la laguna, che in realtà noi siamo riusciti molte volte, con tanto la fatica e tanto lavoro, a far mettere nelle leggi, nei piani e nelle norme le cose giuste, cose che ci sono costate anni di lavoro e di impegno, ma la verità è che le cose non sono cambiate per le leggi, sono cambiate per lo sviluppo economico. Quando la chimica non ha fatto più comodo e sono andati a fare le trasformazioni della chimica estratta dal sottosuolo nel terzo mondo, hanno dismesso le fabbriche di Marghera, per cui la più grande evoluzione strutturale, che è quella di fermare la chimica di base e tutto l'inquinamento enorme sui fondi lagunari, sulla gronda lagunare e sulla respirazione della città, perché poi abbiamo scoperto che Venezia era più inquinata delle città di terraferma, perché la navigazione, perché le navi non avevano i controlli ambientali e noi stessi facevamo queste cose con le stesse associazioni prima ancora che fondassimo nell'83 i Verdi. Master Opera erano cominciate negli anni 70. Allora si facevano continuamente volantini, migliaia tutti i giorni. Mi onoro di averlo fatto anche sbagliando, perché ci illudevamo di cambiare l'impossibile. Dalle 11 di sera con le riunioni delle avanguardie operaie alla mattina alle 7 eravamo con 4.000 volantini contro gli inquinamenti, quando gli operai andavano in fabbrica con la maschera antigas, per dire quegli anni quali erano le battaglie ambientali fatte quando nessuno se le sognava. Stiamo parlando di circa metà degli anni 70, 73, 74, 75. Contemporaneamente, devo dire che è stato decisivo Rosa Salva, abbiamo fatto i primi progetti per cambiare le cose anche sulla laguna. E allora i primi progetti sono stati alzare
alzare le bocche di porto, perché le bocche di porto che portavano sui due punti principali, al Lido e a Malamocco, ma anche a Chioggia, avevano enormemente sconvolto l'Italia. Quindi il primo punto di attacco, allora come oggi, è ridurre l'ufficiosità alle bocche di porto, ma per farlo devi portare fuori le navi incompatibili, perché se no non puoi ridurre la portata delle bocche, in particolare dei canali portuali di Venezia e di Malamocco. Quindi fin da allora il problema primo di tutti era, ed è oggi in prospettiva, fattibile. Se portiamo fuori le navi più grandi, possiamo anche col Mose, all'interno della laguna, alzare i fondali. Mose o non Mose, le grandi navi, e poter quindi rialzare i fondali prima di arrivare al Mose nella parte interna che riguarda la vita lagunare. Poi potresti rialzare i fondali, lo slogan allora più conosciuto da tutti gli ambientalisti. Lo dico perché era il catechismo 7, 9 e 12, cioè 7 a Chioggia, profondità massima, non per chiudere il porto, per mandare fuori le navi eccessive e portarle fuori. Quindi 7 a Chioggia, 9 che era la disponibilità già molto doppia altezza, anzi quasi tripla al Lido, vuol dire 3 volte al quadrato, che vuol dire avere enormemente aumentato. Quindi 7 a Chioggia, 9 al Lido. Vi ricordo che oggi siamo a 12, 13 e 12 a Malamocco, ed era già una enorme concessione per gli ambientalisti. Problema che è attualissimo. Io ne ho parlato anche 2 giorni fa, con i nuovi responsabili del consorzio. Ovviamente a parole sono solo disponibili, basta che qualcuno glielo ordini, per cui il problema diventa ovviamente politico del governo di turno. Ma subito dopo avevamo contemporaneamente progettato di massima all'inizio l'uscita delle 2 cose principali. L'uscita delle petroliere era in legge dal 73 e quindi poter togliere dalla darsena di San Leonardo e dal primo tratto del canale dei Petroli le profondità maggiori da ridurre, e mettere, allora dicevamo, e l'abbiamo riproposto assieme al Ministero dell'Ambiente anche pochissimi anni fa, con una boa a mare, le petroliere che, per quanto serve indispensabile di prodotti petroliferi, possono arrivare da una boa galleggiante con una pipeline fino alla terraferma. E l'altra proposta era che nel 75 avevamo messo già il primo progetto di avamporto in bocca di Lido, che ci permetteva di portare le navi più grandi di allora, adesso sono grandi il doppio, di allora, di portarle fuori. Giuseppe Rosasalva ha fatto i disegni, e ci sono ancora, di come mettere le navi agganciate alla fine della bocca di Lido sul molo verso sud, mettendo un avamporto per le navi che quindi presupponevano che andassero fuori per poter rialzare alle spalle le bocche che danno l'acqua alta, in particolare i moti ondosi eccetera, a Venezia. Quindi i primi non solo erano solo rialzare le bocche, ma erano come portare fuori da allora 75 in legge del 73 le grandi navi sia per i passeggeri del Lido sia di petrolio per Malamocco. Lo dico perché
75, siamo nel 2000, sono passati 50 anni, i disegni sono di 50 anni fa. Siamo arrivati nell'88, abbiamo fatto decine di migliaia di volantini, di volantoni, di manifesti attaccati sui muri della città, e li ho ancora alcuni sono disponibili e forse li pubblicheremo in qualche modo, e da tutto questo è diventato lauree. Maurizio Caligaro, che oggi è morto, ha fatto con me la sua laurea con altri colleghi suoi sul riequilibrio della laguna, cioè quello che era in legge dal 73, negli anni 70 era diventata la laurea, alcune delle lauree dei più impegnati che avevamo, le prime lauree sono diventate un libro che abbiamo con tutti i disegni. Ci sono i piani per tutta la laguna, con la riapertura alle maree delle valli da pesca, con la demolizione delle casse di colmata in legge. Tutto questo per far espandere le maree in laguna per ridurre le acque alte, dopo che la legge aveva impedito qualsiasi nuovo imbolimento. Voglio dire che tutte le cose di riequilibrio, di risanamento, dalle bocche alla ricircolazione delle acque nei canali perimetrali vicini alla gronda lagunare, perché si stavano anche allora interrando, adesso li discutiamo per le imbarcazioni che vanno, addirittura quelle che vanno a Marghera o a Mestre, ma fin da allora il problema si poneva per tutta la gronda lagunare e andava rimesso in circolo. Per cui bisogna aumentare la circolarità delle acque ai bordi della laguna e ridurla alle bocche di porto, che sconvolge invece con enormi quantità di portata incontrollata e incontrollabile la vita interna della laguna. Queste cose in dettaglio sulle casse di colmata, sulle valli da pesca, sulle bocche di porto, sulla riscavo e rifunzionalizzazione dei canali o interrati come quelli di Gronda, ma anche quelli come il Fisolo che erano stati bypassati dai canali di petrolio. Tutte queste cose sono disegnate lì. Sto parlando di lauree, ovviamente avevamo coinvolto tutti i tecnici possibili in città e negli uffici pubblici per non essere dei dilettanti dello sbaraglio, perché erano lauree, ma erano con tutto il sapore, il sapere, no? Tutte le conoscenze che c'erano già alla fine degli anni 70. La laurea era precedente, ma noi abbiamo pubblicato il libro con tutte queste cose. Il libro, c'erano tutte le associazioni italiane, tutte, vuol dire Italia Nostra, WWF, Ambiente, si chiamava in altro modo. A presiedere il convegno di quel libro era venuto Cederna da Roma a presiedere, e c'era Pino Rosasalva, e c'ero io ed ero assessore, voglio dire che eravamo già diventati una voce ufficiale. Dentro ci sono delle tavole lunghe più di 1 metro, da aprire in tre aperture, perché erano disegnate già nelle tavole di sintesi tutte le cose da fare, e nei testi erano spiegate cosa e come erano fattibili le cose che avevamo proposto. Risultato: questo è dell'88. L'88 stiamo già parlando 5 anni dopo che avevamo fondato i Verdi, ma per dire che le cose erano ormai arrivate al punto
che io ero diventato un assessore della città, ma che da Roma venivano a guidare queste cose per avvallarci, per coprirci in un lavoro che però era tipico di qua, non è che lo elaboravano a Roma, era elaborato con tutte le consapevolezze e le conoscenze di qua. Ma dopo sono riuscito a farle diventare elaborazioni non degli ambientalisti o delle lauree o roba del genere, ma i documenti ufficiali del governo italiano. Stiamo parlando del 93, perché eravamo riusciti a far fare, dopo 20 anni, 93, dopo 20 anni della legge del 73, le cose erano in legge ma non si erano mai fatte. Allora nel 93 abbiamo, con l'aiuto anche di mio fratello ma anche di qualche socialista, della sinistra ufficiale che era arrivata a poter governare, abbiamo fatto la terza legge speciale che ha riproposto in modo più preciso e più dettagliato tutte le cose che stavamo dicendo da 20 anni e che erano già nelle prime leggi. In particolare, tra le 10 cose imposte, c'era il piano morfologico della laguna, c'era anche il piano sul degrado, cioè gli aspetti di inquinamento. Vi ricordo che l'inquinamento c'era e c'è dappertutto, perché tutta la gronda lagunare è stata rovinata dallo scarico delle fabbriche di Marghera che scaricavano ovunque senza controllo, con delle norme urbanistiche che concedevano le norme del piano regolatore del 62, dicevano che a Marghera ci andavano le fabbriche che inquinavano l'aria, l'acqua e il suolo. Le ho cambiate io da assessore queste norme, ma queste norme legittimavano tutto quello che si è fatto per 20 anni. Allora sto dicendo che nel 93 in legge speciale numero 2 c'erano 10 precisissime cose obbligatorie con un ulteriore vincolo: se non le fate non avrete più i soldi della legge speciale, non avrete più i soldi della legge speciale. Dall'inizio del 92 alla fine del 93, un anno, si sono fatti 10 volumi del piano morfologico che spiegava come interrare il canale di Petroglia nella parte iniziale, interrare il canale che va a Chioggia nella parte che era stata scavata oltre i livelli opportuni. Queste cose erano scritte, disegnate canale per canale, avevano uno dei 10 volumi che era tutte le opere da fare per rendere compatibile l'attività portuale, cose che ancora oggi non sono state fatte, però almeno erano e sono ancora vigenti non solo le leggi, ma anche il piano morfologico della laguna fatte dal governo in 10 volumi sconosciuti, perché una volta fatti li hanno portati in Parlamento. Perché se non dimostravano di aver fatto i piani non avrebbero più avuto i finanziamenti della legge speciale, per cui li ho fatti pubblicare io 2 anni fa, 30 anni da quando il piano morfologico in 10 volumi con decine e decine di esperti, di tecnici del Ministero, aveva previsto tutte le cose che andavano fatte, mai applicate a livello di temi quelli che contano. Di fare qualche barena si può fare, ma il problema è di avere il controllo delle cose strutturali che guidano il tipo di sviluppo. Non solo. Il piano del 93 è servito
in commissione di salvaguardia, di cui avevo avuto l'onore di essere nominato a rappresentare il Ministero dell'Ambiente, votando all'unanimità, cose che oggi non esisterebbero più, abbiamo rifatto il piano che era stato fatto 10 anni prima, molto grezzo, con moltissime osservazioni di tutte le sezioni ambientaliste, ma abbiamo riscritto pagina per pagina, norma per norma, disegno per disegno. Il piano si chiama PALAV, è ancora vigente anche questo. Cioè questi due piani, il piano morfologico della laguna e il piano regionale della laguna, sono stati fatti, non più parole di una legge, piani e progetti fatti sia dal Ministero delle Infrastrutture, il primo, sia dalla Regione Veneto, approvato dalla Regione Veneto, e c'era, non so, è difficile spiegare come si fa a obbligare non con le pistole, a obbligare politicamente a rendere conto delle leggi inapplicate e approvare i piani, perché il PALAV noi l'abbiamo, perché ci abbiamo messo 1 anno e mezzo per rifarlo, ma 1 anno di pressione per farlo approvare dal Consiglio regionale, con alcune mediazioni che si sono dovute subire, per dire che questa cosa va capita per la quantità di enormi, di impegni, di centinaia di persone, di forze politiche. Ci sono i disegni che parlano di interramento del canale di Petrogli, che fissano la dimensione massima delle navi di portata e di larghezza. Non le fissavano, le indicavano, perché dopo bisognava che diventassero delibere del porto, perché non puoi tu con un piano territoriale, ambientale, dare ordini al porto. Qui però c'erano tutte queste cose, addirittura sulla coltivazione delle vongole, addirittura sullo scavo dei canali, addirittura sulla portata delle navi, la larghezza, il pescaggio delle navi, delle curve, perché erano state riattivato il fisolo che era scomparso, e tutte queste cose ci sono ancora adesso, sono lì pubblicate, ma mai fatte. Quindi siamo passati dalle parole nostre iniziali alle nuove leggi, ai nuovi piani, alle norme. Tutto questo è andato avanti fino al più o meno 94. Prima avevamo dovuto fare le leggi e fare i piani, e ci siamo arrivati in qualche maniera. Il problema dopo è diventato, negli anni successivi, il controllo delle istituzioni, perché riuscissimo a attuare le cose che si dovevano fare. Per cui, per esempio, mi sono preso una querela per 1 miliardo di lire dal consorzio Venezia Nuova, presidente Luigi Zanda, presidente dei senatori del PDS, Partito Democratico della Sinistra, e avevo dichiarato che il Consorzio Venezia Nuova, che aveva il monopolio senza gare e senza controlli di fare tutti gli studi, i progetti, le opere in laguna, controllava anche i giornali, ma ho documentato che quello che dicevo era vero e hanno ritirato la querela. Non so se si capisce, ma avere una querela da 1 miliardo di lire non è uno scherzo, eh? Italia Nostra ha fatto grande lavoro su questa cosa, a mettere sotto inchiesta a livello europeo la concessione unica del Consorzio Venezia Nuova, che è tutta illegittima rispetto alle norme europee,
e abbiamo ottenuto di mettere l'Italia sotto infrazione europea. Però come vanno le cose anche con loro, poi succederà anche con l'UNESCO, che di fatto arrivano poi a fare un compromesso tra Unione Europea e governo italiano, per cui la revoca della concessione unica non si poteva fare, si poteva imporre che facessero qualche gara, e difatti dall'epoca ancora oggi c'è con atti aggiuntivi la concessione unica di quel tempo, con qualche rara gara sulle cose che proprio il consorzio non sa fare. Sto parlando sempre del controllo delle istituzioni. Portare il Consiglio Comunale, dopo quasi 6 mesi di lavoro, a votare all'unanimità l'obbligo di non fare le dighe, perché la legge diceva che non potevi fare le dighe se prima non riequilibravi. Un adeguato avanzamento delle opere di riequilibrio. Abbiamo dimostrato con un lavoro enorme che mancava su tutti i temi principali, e allora il MOSE non si poteva fare. Allora si chiamava progettone, poi ha cambiato nome. Non si poteva fare, ma non solo, ma siccome nel frattempo l'Europa, stiamo parlando del 95, cioè erano appena arrivate in Italia le valutazioni di impatto ambientali, e il voto di un volantone, che sono 40 pagine, con un volantone enorme, votato all'unanimità, ha imposto che volevamo far fare al progetto, che prima doveva valutare le alternative e le opere, la valutazione di impatto ambientale. E a quel punto, devo dire, il ministro Ronchi, che secondo me è il più bravo ministro dell'ambiente che mai l'Italia abbia avuto, ci sono stati 3 anni di lavoro, per cui 40 o 50 esperti nazionali hanno lavorato a costruire l'istruttoria per arrivare alla valutazione di impatto ambientale. E a Venezia, al bacino Orseolo, abbiamo, grazie alla Vittadini, alla professoressa Vittadini e a chi è collaborato in particolare del comune, Lorenzo Bonometto, e tutti noi, a costruire l'osservatorio con tutte le mappe, con tutti i disegni, con tutte le documentazioni di cosa significava riequilibrare o in alternativa fare dighe, che hanno portato a premere con documentazioni e osservazioni scritte in dettaglio, a mandate al Ministero a Roma, che ha costruito la sua istruttoria con tutte le documentazioni, e alla fine è arrivato a un giudizio negativo, non a dare dei suggerimenti, delle prescrizioni, delle correzioni, a dire no, questo progetto è, virgolette diremo oggi, bocciato, è no, perché si possono invece fare le cose che sono sempre quelle: rialzare i fondali, ridurre la profondità dei canali di petroli, ridurre la forza delle bocche di porto, alzare la pavimentazione della città. Vi ricordo che per anni e anni la città ha speso la maggior parte dei soldi della manutenzione urbana facendo non solo ovviamente lo scavo dei rii, che adesso da 20 anni non stanno facendo, rifacendo le fondamenta, ma soprattutto rialzando, per quanto compatibile con la città, tutti i percorsi pubblici, controllati al centimetro, porta per porta, per cui in pochissimo tempo abbiamo rialzato
tutti i lavori dei RI che avevano bisogno di manutenzione e delle zone più basse che si potevano rialzare, fino a portarle alla quota compatibile con le soglie delle abitazioni. La premessa di tutto quello che veniva proposto era in legge dall'84, citando anche lì, c'è tutto un lavoro alle spalle per arrivare a questo, c'era una delibera del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici d'Italia, cioè quello che controllava e dirigeva tutti i lavori pubblici d'Italia, che aveva detto che in Laguna di Venezia i lavori dovevano essere graduali, cioè li fai un po' alla volta e vedi se danno risultati positivi, sperimentali perché devi vedere il risultato ed eventualmente correggerli in corsa, e reversibili perché se scopri, come l'ha fatto per secoli la Repubblica di Venezia, ma correggevano gli errori quando si verificava che quella cosa era sbagliata. Però anche la Repubblica ha fatto delle opere che poi si rivelavano non giuste o non controproducenti e quindi le correggeva, si chiamano scomenzere. Abbiamo in questa città ancora 3 o 4 dei canali di allora che si chiamano scomenzera, ce ne sono 3 ancora oggi, ma non sono nomi così, sono canali cominciati che la Repubblica ha fatto e che ha lasciato perché si sono rivelati opportuni e utili, perché alcuni che invece si erano rivelati, in particolare alcune argini lungo la terraferma verso Mira, verso la gronda lagunare, che si illudevano di controllare l'interramento di Brenta, di Piave e di Sile, sono stati poi spostati i fiumi, per cui la Repubblica poi ha smesso di fare quel tipo di lavori e di argini e ha spostato niente po' di meno che prima il Brenta, poi il Piave e anche il Sile. Il canale grande è il vecchio Brenta, questo che abbiamo davanti a noi era il Brenta, che adesso va fuori in mare Adriatico a sud di Chioggia. Torniamo a noi, queste norme portate alla discussione nazionale sono diventate delibera del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, poi sono diventate legge speciale perché sono in legge, la seconda legge speciale dell'84 ha esattamente queste parole: tutte le azioni e tutti gli interventi devono essere graduali, sperimentali e reversibili, e le abbiamo fatte mettere nell'ultimo piano approvato l'anno scorso. Ci sono esattamente le stesse identiche parole. Anno 1993, gennaio, approvazione di un progetto che mi onoro di aver collaborato anche qua a fare, perché è dell'autorità di bacino, quella che adesso, dopo 20 anni che l'avevamo chiesto, dovrà, perché la legge lo ha già deciso, sostituire il Consorzio Venezia Nuova, e in quella legge ci sono di nuovo queste cose che c'erano in legge, queste parole, ma dicevano appunto che prima di fare le dighe dovevi fare il riequilibrio, che avrebbe ridotto in gran parte il disequilibrio, cioè le acque alte e altri problemi di questo tipo, ma che evidentemente poi non sono state bypassate, e ci arriviamo. Allora, ancora nel 2000, coinvolgendo 4 istituti nazionali, quelli che oggi si chiamano ISPRA, si chiamava ICRAM allora, e altri 3 enti di questo tipo nazionali coordinati da noi, e abbiamo fornito
al presidente del magistrato alle acque, ingegner Cuccioletta, in seguito finito sotto processo, tutte le cose che ho ricordato su come fare e cosa fare, a nome non più di una legge o di un piano, ma del Ministero dell'Ambiente. E abbiamo fornito nel giro di 6 mesi, lavorando anche lì con decine e decine di esperti, un documento che in sintesi riproponeva in dettaglio con le verifiche fatte con i modelli, fatte per esempio dai tecnici coinvolti, organo pubblico del CNR, la dimostrazione che era possibile ridurre senza fare niente di dighe, solo con quelle cose che ho già citato, le acque alte di 20 centimetri, le acque alte, quelle per cui in città non circolavi più, perché eravamo il problema che il Mose era per le grandi alluvioni, ma la vita quotidiana è quella delle normali acque alte. Quindi spazzar via di fatto praticamente tutte le acque alte che impediscono la vita in città senza fare dighe è nelle leggi tutte e tre, 73, 84, 92, ma l'abbiamo dimostrato con i modelli matematici, perché firmate dall'ANPA, dall'ICRAM, dal CNR. Solo che questo documento è stato consegnato al presidente del magistrato alle acque ed è scomparso. È come se non fosse mai stato fatto, perché il governo Amato aveva obbligato a confrontarsi i tecnici dei vari ministeri, per cui il Ministero dell'Ambiente ha dato al magistrato alle acque, che era il pezzo del Ministero delle Infrastrutture, che voleva fare il Mose, che è dietro del consorzio, la dimostrazione che si poteva fare senza dighe. Scomparso. Tenete presente che Cuccioletta è la persona che dirigeva all'epoca il magistrato alle acque, che è stata obbligata, su iniziativa mia e di Maurizio Calligaro, da 2 lettere del sindaco e del Ministero dell'Ambiente, a sentirci. Non accettava neanche il confronto, cioè tu non potevi parlare. Un assessore che è arrivato a dire che una lettera di Italia Nostra mandata ai consiglieri comunali era una turbativa di voto. Cioè non devi neanche protestare, non devi contraddire, non devi dire, non devi esistere. L'ingegner Cuccioletta, presidente del magistrato alle acque in quel momento, per anni, finché è rimasto qui, ha sempre rifiutato qualunque confronto con tutto il lavoro dei tecnici comunali, coordinati da Calligaro all'epoca, dei tecnici messi in campo dal Ministero dell'Ambiente, coordinati dal sottoscritto, sotto la direzione della Vitadini. E quando per un'unica volta ha concesso, su richiesta del ministro e del sindaco, un confronto, ha chiuso il confronto dicendo: vi ho ascoltati, ma vi comunico che io farò esattamente quello che ho sempre fatto e continuerò a fare quel tipo di linea che ho applicato. Dopo, quando scopperà, anni dopo, 10 anni dopo, Cuccioletta, come altri grandi tecnici, grandi ministri a livello nazionale, è stato arrestato e condannato. Ma anche allora non è cambiata la sostanza. Quelli che hanno per soldi dimostrato, stravolto il funzionamento delle istituzioni pubbliche e dei lavori pubblici, sono stati condannati per malversazione economica. Ma nel merito dei progetti non è cambiato nulla, perché è andata avanti la gestione di sempre. Vi segnalo le altre cose che siamo provati a fare. Abbiamo prodotto per Insula, c'è
un grande lavoro che io ho fatto, pubblicato dei quaderni di Insula, ma dopo l'architetto Leandro ha lavorato ancora per 2 anni, credo, con tutto il suo studio, per i rialzi urbani, per portare a rialzare tutte le situazioni di Venezia che erano più soggette all'acqua alta, le più basse, compatibilmente con i livelli delle porte, dei gradini, di tutto. Quello che si può, la tendenza allora era di andare a 1,20 m, ci sono fior di delibere comunali del Ministero dell'Ambiente e dopo l'abbiamo fatta mettere in legge tendendo, questa è la delibera del Consiglio dei Ministri di Amato 2001, tendendo a 1,20 m sul medio mare. Ancora oggi non ci sarebbe acqua alta perché a 1,20 m sono pochissimi i posti che hanno allagamento. Visto che la situazione era diventata molto difficile dopo gli scontri, per esempio con Cuccioletta, e dopo aver prodotto un documento dato e volutamente ignorato a nome di tutto il Ministero dell'Ambiente, il Ministero dell'Ambiente ha deciso di provare a fare una proposta complessiva, non più di 20 pagine, non mi ricordo il documento del 2000, ma di fare una proposta complessiva per tutta la laguna. Per cui il Ministero dell'Ambiente ha fatto un contratto, un accordo con la più grossa azienda pubblica, che era allora l'ICRAM, che adesso è diventata, ha cambiato etichetta, l'ISPRA. Vi ricordo che oggi è la più grande, unica grande azienda dello Stato che fa le cose ambientali in Italia, analisi, studi e proposte. Ha fatto un contratto nel 2000 che è cominciato ad agire dal 2001, è durato fino al 2004. Io ero il coordinatore nominato dal ministro e dalla Vittadini. Ha nominato 78 i migliori esperti per arrivare a proporre un piano complessivo di tutta la laguna. Perché non bastava il Palav, che era molto sintetico, erano 10 pagine e un po' di disegni, ma questo era il progetto operativo. Solo che nel 2004, quando la proposta finale, un lavoro enorme, che era già in tipografia, non è stato mai più stampato, perché è arrivato il governo Berlusconi e in tipografia ha fermato la stampa di 4 anni di lavoro pagati dallo Stato per una proposta del Ministero dell'Ambiente, per cui quel piano nessuno sa neanche che esista, ma quel lavoro non è mai diventato pubblico. Come 4 anni prima il documento dato a Cuccioletto non l'ha mai visto e conosciuto nessuno. Per dire che abbiamo tentato in tutti i modi di portare avanti in positivo le proposte, i lavori, i progetti. L'ultimo tentativo è stato nel 2003, ho fatto anche lì miracolo, è cambiato il rettore, l'idea di fare un convegno in aula magna di architettura di 2 giorni con tutti i massimi esperti possibili. Abbiamo fatto nel 2003 un convegno di 2 giorni in cui dalle analisi, in cui c'erano tutti gli esperti citati fino a qui e c'erano i progetti alternativi anche al MOSE, cioè se proprio volete fare una diga,
ci sono progetti molto meno costosi, molto più veloci da realizzare e quindi che costano un decimo del MOSE, un decimo della cifra di allora, adesso è andata ben oltre, e abbiamo presentato già in quell'occasione nel 2003 2 progetti di avamporto da mettere in bocca di Lido, uno presentato da De Piccoli e l'altro presentato da Pino La Rosasalva. L'altra è stata il voto unanime della Commissione di salvaguardia, che ha dentro 14 enti pubblici, 5 ministeri, la Regione, la Provincia, l'USL, il Magistrato alle Acque, eccetera, all'unanimità ha bocciato un progetto di scogliere e argini fissi del canale di Petrogli e ha fatto una mozione molto articolata dicendo come andava fatta la gestione della qualità ambientale del canale di Petrogli, perché non diventasse un'autostrada irreggimentata in cemento. Vuol dire fare un'autostrada in mezzo al mare con tutte le norme che dicono il contrario. E questo progetto è stato fermato, abbiamo lavorato anche qua mesi come si poteva fare la gestione del canale di Petrogli senza cemento, senza pietrame, in modo ambientale, con come si fanno e vivono i canali in laguna. Queste sono le ultimissime cose che nel 2003 siamo arrivati a fare all'università, in salvaguardia, perché con 5 ministeri, con la regione, con la provincia, io dico che queste cose sono dei piccoli miracoli che poi nessuno è mai più riuscito a fare. Nel 2004 è successo il rovesciamento di fronte. È stato eletto il governo Berlusconi. Il governo Berlusconi, tra le prime cose, ha fermato i lavori che erano stati fatti fino a quell'anno e in commissione di salvaguardia, che l'anno prima aveva votato il documento che ho appena citato, è arrivato di persona, non è mai successo in 20 anni, Galan, che mandava un suo delegato a presiedere, in salvaguardia, dove ci sono appunto 5 ministeri, eccetera, eccetera, a dire che in un giorno lì al volo bisognava votare sul progetto MOSE. Il progetto MOSE era arrivato la settimana prima, in un baule pieno di decine e decine di libri da leggere, da studiare per preparare il parere, il giudizio, e quando gli avevamo detto che era impossibile votare il progetto MOSE, che non avevamo appena cominciato a sfogliare i primi volumi, ha detto che non era indispensabile, necessario, non era mai successo, che la commissione di salvaguardia studiasse il progetto presentato, perché tanto aveva già deciso il governo che il progetto MOSE andava bene. Quindi, io c'ero ormai dal 98 in quella commissione, a questo diktat che si vota, che si deve votare, 5, mi pare di ricordare, membri della commissione sono usciti dalla commissione. Io invece sono rimasto in commissione e ho chiesto la parola. Ovviamente mi ero preparato perché avevamo saputo 4 giorni prima, ho lavorato alcuni giorni a fare solo quello e avevo preparato la mia relazione del perché avrei votato no al progetto del MOSE e i motivi del no.
allegando i documenti tecnici citati nella relazione che motivava il voto contrario. Sono i motivi della non tenuta delle fondazioni, di un costo esorbitante, inutile, di una non possibile. Hanno già cominciato a cedere le fondazioni di centimetri, cominciato già pochi anni fa, molto molto prima, quando hanno fatto i primi cassoni, hanno cominciato a cedere perché sotto i fondali c'è un terreno mobile e quindi non è una roccia, è un fondale con sotto anche le falde di acqua. Il risultato sulla manutenzione, sui costi, sulla tenuta delle fondazioni, sul tipo di progetto, sulla gestibilità negli anni della manutenzione, che di fatti sta diventando un problema. Da anni c'è questa discussione caldissima sulla ancora da cominciare manutenzione. E ho fatto una lunghissima relazione. E siccome poi ero l'unico che non era uscito e l'unico contrario, Galan ha voluto fare il gentiluomo, dicendo che mi ha lasciato parlare quanto ho voluto. E quindi ho spiattellato più che potevo in modo precisissimo i motivi del no, anche perché sapevo benissimo che dopo avrei spedito tutto al mio ministero a Roma, di cui io ero il rappresentante in quella sede. La premessa era che il progetto non era né graduale, né sperimentale, né rimovibile, ed è penoso doverlo dimostrare allora come oggi, perché ovviamente quel progetto non è reversibile, ma soprattutto perché la legge diceva che prima di fare eventuali dighe bisognava riequilibrare al più possibile la situazione dell'ecosistema lagunare, idraulico, geologico, morfologico, e non eravamo minimamente al punto di poter dire di aver fatto il possibile prima di arrivare a fare delle dighe. Dopodiché ho motivato in termini che poi si sono subito presto verificati in pochissimi anni, il fatto che le fondazioni non potevano appoggiare in modo stabile su quel tipo di terreno che c'era sotto le bocche di porto. Che c'era un'altra cosa che è scoppiata moltissimo in questi ultimi anni, che le previsioni sull'innalzamento del livello del mare erano risibili, perché mentre a livello mondiale le previsioni erano di almeno 50 centimetri, e questo era l'IPCC, sistema mondiale di tutti gli scienziati del mondo, dell'UNESCO, che davano 50 centimetri di rialzo, i termini del consorzio Venezia Nuova erano 20 centimetri, meno di metà. E quindi che questo rendeva inaffidabile la possibilità di difesa di un secolo, perché il progetto veniva progettato e finanziato per dover durare un secolo. Che parecchie delle tecniche per far funzionare quel tipo di progetto erano inaffidabili, perché c'erano già, li avevamo presentati anche all'università l'anno prima, altri progetti molto meno complicati, molto più gestibili, molto meno costosi, e che quindi la comparazione tra progetti andava fatta e non era stata fatta, perché c'era un unico progetto e che non era neanche possibile avere le comparazioni di tutti i tipi che andrebbero per legge fatti, che la gestione non era garantita perché costava, e di fatti lo sappiamo in quest'anno, costosissima quel tipo di struttura per poterla gestire, e occorreva un'enorme quantità di personale, e complicatissima la manutenzione, perché un sistema che vive sempre sott'acqua, non che sta fuori e che va in acqua quando deve agire, ma che sta sempre sott'acqua,
è condannato ad essere enormemente attaccato da corrosione, da tutto quello che sappiamo che era già stato denunciato dalla valutazione di impatto ambientale a Roma. Che il confronto tra costi e benefici, documentando tutte queste cose, aveva sottovalutato i costi del progetto e sopravvalutato i benefici, con fior di professori universitari di economia, come gli architetti per le cose di struttura così, gli economisti a dire che andava benissima la progettazione del Mose, il rapporto tra costi e benefici che deve essere ovviamente positivo per un progetto pubblico con soldi pubblici nell'interesse pubblico. Quindi di tutte queste motivazioni negative erano allegati i rispettivi documenti tecnici che avevamo, perché io la cosa la stavo seguendo dal 98 da Bacino Orseolo che era 97 e qui siamo già arrivati al 2003. Prima era fatto per l'anno precedente per l'università, avevo tutti i documenti degli analisti, dei tecnici, delle proposte alternative, eccetera, eccetera. Vale per il rialzo di cui io stesso avevo fatto i progetti in città, vale per i progetti alle bocche di porto, vale per l'apertura delle valli da pesca, vale per lo sbancamento delle casse di colmata. Tutte queste cose avevano e hanno fior di progetti, quindi stiamo parlando di una cosa che va avanti da 20 anni e su queste cose sapevamo sempre meglio cosa fare e cosa non fare. Alla fine avrebbero dovuto rispondere in modo più o meno credibile, più o meno condivisibile. La responsabile, anche lei è stata processata dopo lo scandalo Mose, la responsabile che era venuta al posto di Cuccioletta ha risposto: non ho tempo in questo momento per contestare tutte le cose che sono state dette, manderò una mia risposta scritta in seguito. Questa risposta scritta non è mai stata fatta, non è mai arrivata, non c'è mai arrivata una contestazione. Io il giorno dopo stesso ho spedito tutte queste carte al mio ministero, ma avevano fatto i conti molto precisi, per cui hanno avuto esattamente i presenti sufficienti unici per poter approvare il progetto. Per cui si sappia al mondo, anche di questo pochissimi sanno la cosa, che il Mose è stato approvato dai responsabili di 5 ministeri, no, uno ero io, quindi di 4 ministeri e di USL, Vigili del Fuoco, Magistrato alle Acque, Regione, eccetera, eccetera, in queste condizioni. Cioè nessuno ha letto le carte, nessuno ha preso la parola, hanno deciso di votare e hanno votato a favore, punto. Questo è come in questo Stato è stato approvato quello che dopo 10 anni è diventato uno scandalo. L'esame di merito, l'esame negativo del 98 è stato superato a maggioranza politica dal Consiglio dei Ministri nel 99 e il progetto del Mose nel merito poi è stato presentato alla Commissione di salvaguardia e approvato in questo modo. Segnalo che abbiamo lavorato ancora per 1 anno e mezzo, mi pare, circa 2 anni, perché è cambiato il governo Berlusconi ed è venuto il governo Prodi. C'è stata una lunghissima polemica tra il sindaco in particolare e il Ministero dell'Ambiente con Prodi, che non voleva rimettere in discussione la cosa. Avevamo parlato con quello
quello che era allora il ministro delle infrastrutture. Di Pietro disse a noi, c'ero a questo confronto, che lui non aveva la disponibilità, la delega a discutere del problema Mose, che quindi la cosa veniva avvocata dal Consiglio dei Ministri. Allora abbiamo preparato le relazioni dei gruppi tecnici che facevano capo al Comune in particolare e al Ministero dell'Ambiente e siamo andati per 3 volte a Palazzo Chigi dalla mattina alla sera a spiegare e a dimostrare le alternative. C'erano i massimi esperti, per il Comune c'era Rusconi, c'era Del Paus, c'erano i massimi idraulici, tecnici di Tella. C'ero anch'io ovviamente che coordinavo quelli del Ministero dell'Ambiente, quindi dopo 3 giorni la discussione si è esaurita perché non c'era altro da dire e la cosa è finita lì. Pensavamo di aver fatto miracoli a convincere anche chiunque, almeno a mettere in dubbio le certezze. 2 giorni dopo l'ultima riunione finita alle 9 di sera, si è riunito il Consiglio dei Ministri e ha approvato un documento complicatissimo di non una paginetta, 10 pagine, molto elaborato, che confermava che il progetto Mose andava benissimo e che è stato votato dal Consiglio dei Ministri del governo Prodi. Cacciari ha contestato, il Ministro dell'Ambiente, che era un verde, contestato. Hanno dato il voto con il voto contrario del Ministro dell'Ambiente e un astenuto, credo, dell'allora Partito Democratico di Sinistra. Tutti gli altri hanno votato a favore di questo documento, che è evidente che quel documento era stato preparato a prescindere da tutte le nostre argomentazioni e relazioni e documenti portati a Palazzo Chigi per ben 3 volte, sempre più complessi, sempre più... Era stata evidentemente una presa in giro. Questo è stato l'ultimo tentativo di frenare quello che stava succedendo. È scoppiato lo scandalo degli arresti. Si sappia che avevamo fatto decine di denunce alla Procura della Repubblica. Non è mai successo niente in anni e anni di denunce. Ma quando sono arrivati 2 giudici che sono arrivati da Roma, che venivano dall'antimafia dalla Sicilia, hanno fatto l'indagine sulle denunce che c'erano, evidentemente fino allora inascoltate, hanno indagato in assoluto riservo e sono arrivati a 35 arresti, alle condanne successive, eccetera, eccetera. Neanche lo scandalo del Mose è servito a nulla nel merito. È seguito a depurare alcune persone che si erano compromesse in vari modi per soldi e che era stata documentata la loro scorrettezza. Ma la cosa che va chiarita molto bene è che non è stato minimamente sfiorato il problema di merito. Cioè io sono stato interrogato anch'io per esempio e ho chiesto, ma oltre a contestare le tangenti, le malversazioni economiche, i falsi sulle quantità e qualità del materiale e dei progetti e delle approvazioni, non si può provare a entrare nel merito e ci hanno detto che non avevano tutti gli elementi per poter entrare nel merito del progetto. Vi ricordo che per alzare il Mose ancora oggi ogni volta spendono 200.000 euro ad ogni alzata. Cioè che i costi, la manutenzione, l'inaffidabilità delle opere, dei macchinari, la mancata coordinamento tra le centrali di comando e le azioni
Tutto questo che si sta ancora oggi discutendo non è minimamente trapelato nel processo e con le condanne. Sono tutte condanne per motivi economici. La discussione nel merito non sono risultate minimamente, per cui noi ci siamo ritrovati dopo gli arresti a riprendere le discussioni che ancora oggi vanno avanti continuamente per affrontare i problemi che avevamo in parte previsto, perché dopo adesso è scoppiato molto di più il problema della durata, che al massimo dureranno alcune decine d'anni, della manutenzione, della tenuta, dei costi, dell'affidabilità. Tutti questi problemi sono rispuntati ora, però non abbiamo l'arma per contrapporre le alternative alle dighe, perché ormai le dighe sono fatte, quindi puoi solo cercare di ridurre i costi, i disastri, le inefficienze per quanto possibile.